A Terni per Ternana Vicenza, Antonello Brughini. E buon pomeriggio anche dalla Liberati, uno stadio chiuso con il lucchetto per la Ternana che qui di fronte al suo pubblico ha sempre perso nelle ultime 3 partite. Per i rossoverdi, terzultimi in classifica, c'è soprattutto questo problema, c'è il blocco psicologico in casa e sulla strada della Ternana ecco il Vicenza, squadra che pratica un bel calcio e che in trasferta ha già vinto a Modena, Avellino e Trapani. Subito le formazioni, partiamo dalla Ternana, il 4-2-3-1 disegnato alla fine da Roberto Breda. Luca Mazzoni è il portiere, Zanon, Gonzales, Valiant e Vitale in difesa, Busellato e Zampa in mediane. I trequartisti sono Furlan, Falletti e Ceravolo, l'unico attaccante è l'uruguaiano Avenatti. Dall'altra parte, come detto, c'è il Vicenza, Pasquale Marino ha schierato questi 11, il modulo è il 4-3-3, il solito con Mauro Vigorito tra i pali, quindi Laverone, Sampirisi, Mantovani e Delia in difesa, Sbrissa, Pazienza e Cinelli a centrocampo, Galano, Gatto e Giacomelli formano il tridente offensivo. Arbitra Gianluca Aureliano di Bologna. A Terni c'è il sole, 10 gradi la temperatura. Studio Perugia che insiste nella sua azione d'attacco, stavolta Spinazzola. Ternana in vantaggio al 25esimo minuto con Fabio Ceravolo. Ternana 1, Vicenza 0, ha segnato Ceravolo. A te la linea. Grazie Brughini. E la linea può andare a Terni, dove quindi la situazione è cambiata. Adesso la squadra di casa è in vantaggio sul Vicenza per 1-0. Siamo esattamente alla mezz'ora. Il gol che ha sbloccato il punteggio è arrivato al 25esimo minuto e lo ha firmato Fabio Ceravolo. C'è stato un cross di Falletti dalla destra, Ceravolo completamente indisturbato ha colpito di testa piazzando il pallone nell'angolo più lontano per Fabio Ceravolo, ex attaccante della Reggina, terzo gol in questo campionato ed è un vantaggio sicuramente meritato perché la squadra di casa fin dall'inizio di questa partita ha praticamente messo alle corde il Vicenza non pervenuto, Vicenza in affanno soprattutto quando si tratta di impostare l'azione offensiva. Ancora Ternana in possesso di palla, bella la sventagliata di Zampa sul settore di destra, ancora per Avenatti che cerca di liberarsi del diretto avversario, appoggia all'indietro per Zanoni, il cross del laterale rossoverde, pallone che termina direttamente sul fondo toccando l'esterno della rete. Siamo esattamente al 31esimo minuto, Ternana 1, Vicenza 0, noi torniamo da Fabrizio Cappella ad Avellino. È stato un primo tempo dominato dalla Ternana sul piano del gioco e delle occasioni da rete, oltre al gol di Ceravolo al 25esimo minuto. Ricordiamo infatti le opportunità capitate a Valiant e soprattutto a Falletti con la grandissima parata di Vigorito. Vicenza in giornata negativa, Vicenza adesso che ci prova in qualche modo ad impostare l'ennesima azione offensiva partendo dal settore di sinistra con Mantovani. Vedremo se ci sarà in qualche modo la reazione della squadra allenata da Pasquale Marino che all'inizio del secondo tempo ha mandato in campo il giovane centrocampista Urso, maglia numero 17, al posto di Pazienza. Non cambia niente dal punto di vista tattico. Siamo arrivati al sesto minuto, Ternana 1, Vicenza 0, Avellino. Questa girata al volo di Carmine al centro. Il raddoppio della Ternana al sesto minuto, straordinaria la rete di Cesar Falletti, cambia ancora il parziale. Ternana 2, Vicenza 0, ha segnato Falletti. A te la linea. 10 minuti anche alla Liberati dove dunque c'è stato il raddoppio della formazione di casa. Adesso siamo appunto all'11esimo minuto, Ternana 2, Vicenza 0. Allora vi raccontiamo subito la rete meravigliosa di Cesar Falletti, un capolavoro del fantasista uruguaiano che all'interno dell'area di rigore elude la guardia del diretto avversario, prende la mira e in diagonale trova l'angolo più lontano, un'autentica magia, mentre attacca ancora la Ternana adesso con Avenatti che cerca in qualche modo di suggerire per Furlan. La difesa del Vicenza con grandissimo affanno riesce ad allontanare il pallone dai propri 16 metri. Dicevamo dunque della magia di Cesar Falletti al suo quarto gol in campionato. Vicenza praticamente stordito, sempre in piedi Pasquale Marino. e la linea può andare a Terni, dove siamo nell'ultimo dei 3 minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Ternana 2, Vicenza 0, gara dunque virtualmente chiusa. Ceravolo, lo ricordiamo, nel primo tempo al 25esimo minuto, quindi il raddoppio rosso-verde firmato dal trequartista uruguaiano Cesar Falletti. Il Vicenza ha tenuto palla soprattutto negli ultimi 20-25 minuti, ma ha trovato tantissime difficoltà negli ultimi 16 metri avversari. Giacomelli, Pettinari, lo stesso Gatto
praticamente hanno toccato pochissimi palloni, sempre sovrastati dalla retroguardia rossoverdi, oggi davvero impeccabile. Adesso Gondò, il cronometro segna 47:45, a questo punto aspettiamo anche noi il triplice fischio del direttore di gara Gianluca Aureliano. Ancora Vicenza in possesso di palla con Delia, siamo sulla tre quarti, Vicenza che conquista in qualche modo una rimessa in gioco con le mani, adesso manovra Urso, siamo nel cerchio di centrocampo, fischietto alla bocca, arrivano i tre fischi, dunque il finale dello stadio Liberati. Ternana batte Vicenza 2-0, linea d'Avellino.